Presidente Stefani, 7 anni di Colline UNESCO, 6 di associazione, c'è la necessità però di garantire un turismo lento, sostenibile a misura d'uomo. E soprattutto diffuso, e devo dire che questa realtà ha dimostrato di saper far bene, di saper far concertazione, di saper mettere in sinergia diverse realtà, sia politiche sia territoriali, e questo è qualcosa di fondamentale per far funzionare iniziative come quelle portate avanti da questa straordinaria associazione. Io oggi sono qui anche per ringraziare del grande lavoro fatto e soprattutto per scrivere insieme tante altre pagine di futuro di questa terra. E soprattutto dobbiamo considerare che oltre il 38% dell'export vitivinicolo nazionale è veneto. Basta questo dato per far capire quanto sia strategico questo asset per lo sviluppo economico del nostro territorio, di questa straordinaria regione, e quanto noi dovremmo continuare ad investire per costruire anche intorno a tutto questo realtà turistiche e percorsi fondamentali che rendano grande il Veneto nel mondo. Marina Montedoro, 7 anni di Colline UNESCO, 6 di associazione, un bilancio. Cosa è stato fatto e cosa c'è ancora da fare? Beh, allora io credo che il bilancio si possa dire positivo e oggi l'obiettivo era quello un pochino di restituire alla comunità il senso di questi 6 anni di associazione e 7 anni di UNESCO. In questi anni sicuramente l'elemento che ci ha caratterizzati è stata una capacità di cambiare un po' il paradigma per quest'area e riuscire, diciamo, a gestire questo territorio in modo partecipato, quindi facendo veramente partecipare e includere un po' tutti, dalle istituzioni alle amministrazioni locali e non da ultimo proprio la comunità e le persone che vivono questo territorio, con l'ottica che abbiamo sempre avuto di riguardo alla sostenibilità e alla tutela di questo sito, oltre che alla sua valorizzazione. Per il futuro? Beh, per il futuro le attività sono tantissime e sono già in cantiere, in particolare l'apertura di quello che sarà il centro visitatori proprio nella nostra sede a Valdobbiadene, perché riteniamo che oggi, proprio con il forte aumento delle presenze turistiche che abbiamo, ricordiamo che siamo la destinazione turistica che in Veneto cresce di più ormai dal 2023 in termini percentuali, è importante anche accogliere i turisti raccontando prima il territorio in un luogo che deve essere, insomma, e caratterizzare queste colline, e lo sarà proprio nella nostra Villa dei Cedri, dove ci sarà proprio questo centro visitatori che aprirà a breve. Federico Della Puppa, il territorio delle colline ha bisogno un turismo di qualità, un turismo slow. Cosa state facendo in questa direzione? Ci stiamo impegnando soprattutto per far conoscere questo territorio dal punto di vista delle sue qualità, non tanto dal punto di vista delle sue quantità. Questo è un passaggio fondamentale perché noi abbiamo un territorio non solo che è un paesaggio riconosciuto patrimonio dell'umanità, ma abbiamo anche tante produzioni di qualità che dobbiamo far conoscere, e su questo ci stiamo impegnando con tutti i nostri soci, con tutti i soggetti con i quali collaboriamo, proprio per valorizzare ciò che questo territorio può rappresentare non solo per se stesso ma soprattutto per il mondo.